Vangelo secondo Marco, capitolo 11. Gesù a Gerusalemme. Quando arrivarono quasi vicino alla città di Gerusalemme, si fermarono a Betfage, che si trovava poco lontano dal monte dell'Olivo. E là Gesù mandò innanzi a essi 2 discepoli suoi, dicendo a loro: «Iate a quello paese che sta innanzi all'occhio vostro, in frome trasite, troverete là una ciucciariella attaccata, che nessun uomo l'ha mai cravaccata. Scioglietela e portatela qua innanzi a me. E se qualcuno avesse a dimandare perché ho scioglieta, voi risponderete così: perché ho lasciato il Signore. Ma non state in pensiero, perché lo manderà subito una volta qua». Quei 2 discepoli partettero e trovarono una ciucciariella attaccata vicino alla porta. Fuori, coppa via e lo sciogliettero. E poi, mentre lo scioglievano, certe persone che si trovavano proprio là vicino dicettero a loro: «Ma perché state sciogliendo questo ciucciariello?» E loro rispondettero come aveva detto a loro Gesù. E chi se la sai ne fa? Quei 2 portarono quella ciucciariella innanzi a Gesù. Vi buttarono un gol e mandiello loro e facettero salire a Gesù un gol a chista. E tutta quella gente che era venuta alla città di Gerusalemme alla festa di Pasqua stannette per mezza via e mandiello loro, che poi pigliarono e frasche a olive e frasche a parma, che tagliavano in coppa all'albero e buttavano innanzi a Gesù. Tutti quelli che camminavano innanzi a essa e tutti quelli che la avevano appresa alluccavano dicendo: «Osanna! Benedetto quello che viene o nome del Signore, benedetto o regno che viene, o regno di Davide, che è o Padre nostro, Osanna rinda all'auto dei cieli». E Gesù trasetta a così rinda la città e Gerusalemme e rinda il Tempio. O ritorna a Betania. E dopo che aveva guardato buono tutto quello che stava attorno a essa, proprio perché si era fatta tardi, Gesù ha scelto con tutte e 12 e se ne jetta a Betania, e là passai la nottata. A maledizione rofighe. O giorno appresso, Gesù, insieme con tutte e 12 discepoli suoi, per tramente scendere rinda la città di Betania, sentettene fame. E vedendo un pere fighe, proprio vicino a vigne e foglie, Gesù s'accostò a chi l'upere fighe, per vedere se per combinazione non ci poteva rimediare qualche frutto. Ma quando arrivai sotto a chi l'upere fighe, non trovai altro che foglie, perché non era ancora stagione delle fighe. E dicette che mai più nessuno per sempre si potesse mangiare i frutti tuoi. Tutti i discepoli suoi sentettene danno queste parole. Chi l'ha scacciato dal Tempio. Gesù può arrivare in città di Gerusalemme, trasette in un cortile del Tempio e a cominciare a buttare fuori tutti quelli che là dentro accattavano e vendevano, buttare a ballare tutte le bancarielle che cagnavano e renare, a ravutare per terra tutte le segge che vennette nei piccioni e non permettette a nessuno di portare a roba a loro per dentro il Tempio. E dicendo a loro: «Non sapete che sta scritto in delle scritture: a casa mia sarà chiamata casa di preghiera per tutta la gente? Voi invece l'avete fatta a riducere a Natana e Mariuole». Quando i capre prievite e i mastri della legge sapettero tutti sti fatti, a cominciare a studiare come avevano fatto per morire. Ma si pigliavano assai paura e isse, perché tutto il popolo era affatturato tutte le parole che scendevano rinda la bocca sua, e rimanevano incantati innanzi a esse quando lo sentivano parlare. Quando si facette notte, se ne ascetta a rinda quella città. La potenza era fede. O giorno appresso, passando vicino a chi lo pere fighe, vedettero che chi si era seccato a rinda raraga. E Pietro, ricordandosi, dicette a Gesù: «Maestro, guarda chi lo pere fighe che tu hai era malritta, si è subito seccata». E Gesù dicette a loro: «Tenete sempre fede rinda a Dio. Io vi posso assicurare che se uno dicesse a questo mondo: sposta da qua e vuota da mare, e non vi metterete a lavorare in cuore vostro, ma crederete a tutto il cuore vostro, che succederà veramente quello che voi state dicendo. Potete stare sicuri che succederà veramente. Perché queste veriche, tutto quello che domanderete a Dio in la preghiera, credete come se Dio già l'avesse fatta, e esso vi concederà certamente. E quando vi metterete a pregare,
Se tenissimo qualcosa a riccia contro qualcuno, perdonate prima, perché solo così pure il Padre vostro che sta in cielo perdonerà tutti i peccati vostri. Autorità di Gesù. Tornai la nata volta in città di Gerusalemme e per 3 mesi disse passiava per dentro il cortile della casa di Dio. S'accostai vicino a esse i capi e prive dei masteri a legge e i capi del popolo e le ricettano. Con quale potere tu fai tutte queste cose? Chi darà tuo potere per fare? Ma Gesù ricetta a loro: ma pure io voglio spiare una cosa, rispondetemi prima, e poi pure io verifico con quale potere faccio tutte queste cose. O battesimo di Giovanni veniva lo cielo o veniva all'uomo? Iam, rispondetemi. Chi le si guardava in faccia cominciano a ragionare fra loro, l'uno con l'altro a ricevere. Se noi rispondiamo lo cielo, chi sta certo ci dicerà, e perché non l'avete creduto? Se invece diciamo che viene all'uomo, tutto il popolo ci piglierà a pratata, perché tutta la gente ha sempre creduto che Giovanni fosse un profeta vero. Noi non lo sappiamo, rispondettero loro a Gesù. E beh, quanto a questa, ricette pure Gesù a loro, ma anche io verifico con quale potere gli faccio tutte queste cose.